Magna, cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma certo, ma è chiaro, Sammy Varin come Luca Zaia, siamo al terzo mandato, terzo tempo in questa mattinata di controinformazione, sì perché il mercoledì, ma solo il mercoledì, c'è anche la piccola parentesi di è tutto un magna, roba da mangiare ma non soltanto, roba da cucinare, le notizie ultimissime che non trovate sui quotidiani, ma magari qualche cosa che voi stessi avevate subodorato nel corso della rassegna stampa e mi avevate scritto? Sì! I vostri sospetti erano fondati, cari ascoltatori. Nuovo caos treni, rallentamenti sulla Roma-Firenze, ma adesso si muove Ferrovie dello Stato. Ennesimo incidente anomalo. Pronto un esposto. Me lo avevate scritto in tanti questa mattina. Cominciamo ad avere qualche dubbio. Questa è l'apertura del sito del Corriere della Sera. Vediamo anche su Repubblica. Caos treni, ancora guasti, esposto di ferrovie, ipotizza il sabotaggio. Circostanze sospette. Beh, insomma, non siamo mica scemi, signori, eh? Qualcosa sembrava un pochettino strana. Bene, no, bene un corno, però ogni tanto pensare male ci si azzecca. L'apertura del sito del Corriere invece riprende l'intervista di cui vi ho parlato. Oggi il quotidiano Il Giornale ha intervistato il ministro Valditara che ha annunciato le nuove indicazioni per le scuole elementari e medie. Latino alle medie, non obbligatorio, più storia, ma solo di Italia e Occidente, lettura della Bibbia, le novità di Valditara. Interessante l'apertura del Corriere e viene messo anche sicuramente sul quotidiano La Repubblica, che però naturalmente relega questa notizia più in basso perché prima ci sono le polemiche su Salvini, qui è il ministro dei trasporti, adesso cominciamo a capire, insomma, il ministro sotto assedio tra il caos dei treni e l'ira dei governatori, sì, ma forse c'è qualcuno che sta portando avanti questa polemica appositamente per liberarsi di Salvini, della Lega e dell'autonomia? Lo state mettendo insieme questo puzzle? Sono io deficiente o veramente c'è un puzzle che sta prendendo forma? E potete rispondermi al volo se volete. 340 67 09 659, lo diciamo per i nuovi ascoltatori, in qualunque momento del giorno o della notte inviando un WhatsApp al 340 67 09659 siete in onda con noi. Il primo speaker, il primo giornalista che arriva in diretta legge il vostro messaggio. Latino alle medie, Bibbia e poesia a memoria, la nuova scuola secondo Valditara, invece l'apertura del sito elettronico di Repubblica. Ma stiamo cuciniamo e tra le polemiche in rete in queste ore c'è questa di tale Silver Nervuti, seguitissimo su tutti i canali possibili immaginabili quando non lo bloccano, e una polemica che non possiamo non seguire, almeno per qualche minuto ve lo faccio sentire. Ci parla di Milano, con tutti i problemi di sicurezza che ha Milano, e a Milano non hanno trovato di meglio da fare che vietare il fumo all'aperto. Tiriamo sul cursore, Francesco, sentiamo cosa ha da dire Silver Nervuti. Allora, vediamo se ho capito bene. A Milano c'è un sindaco votato da 277.000 persone su 900.000 aventi diritto al voto, cioè un terzo. Dal 1 gennaio quel sindaco mi ha messo un bollino delinquente se fumo una sigaretta all'aperto. Io vado spesso a Milano, magari ci vedo anche male o dovrei rifare gli occhiali, ma guardandomi intorno ho l'impressione che posso spacciare nei luoghi pubblici, in stazione, al parco, indisturbato, specialmente all'imbrunire, quando la città diventa Milano by night.
Tanto al massimo me la devo vedere con Brumotti, cosa vuoi che sia. Posso rubare sulla metro e nessuno mi ferma. Anzi, se qualcuno mi filma, posso pure lamentarmi e denunciarlo per la privacy. Già lo sanno che rubiamo, è il nostro lavoro, dobbiamo rubare. Avete rotto con sti telefoni che filmate tutto, eh? Oh! Posso violentare chi voglio, che tanto prima che arrivi una pattuglia ho già fatto quello che volevo fare. Non potete pretendere che io sappia cosa si può fare o non si può fare. Non possiamo pretendere che un africano sappia che in Italia sulla spiaggia non si può violentare una persona, perché lui probabilmente non lo sa nemmeno. Non lo sa nemmeno, hai capito? Però posso spaccare i vetri di un autobus perché ce l'ho con tutti e nessuno mi deve dire niente. È solo un autobus che pagate voi, ne avete tanti. E poi i vigili devono venire impiegati per prendere le misure 10 metri dai fumatori. Non devono venire a rompere le palle a me se vado in giro con un macete. Chi è che non ha un macete in borsa al giorno d'oggi? Di solito nella borsa teniamo le chiavi di casa, un fazzoletto, un tagliaunghie e un macete. E poi posso prendere a schiaffi un capotreno perché non voglio pagare il biglietto. A che serve il biglietto? Tanto il treno a Milano ci deve andare comunque. Posso scarabocchiare tutti i muri e saccheggiare biciclette e motorini perché mi girano le palle. Non sono neanche obbligato a fermarmi a un posto di blocco. E se poi la polizia mi insegue, i delinquenti sono loro. Li sbattiamo sul giornale e domani mettiamo il quartiere a ferro e fuoco. Posso mettermi a vendere roba contraffatta davanti a un negozio che paga il 70% di tasse perché è sana concorrenza e mi incazzo se qualcuno mi manda via. Posso saccheggiare la città, islamizzare la piazza più importante, mandare a fanculo gli italiani e la polizia col dito medio e un passamontagna. Ed è una bellissima pubblicità, della quale mi ha parlato anche addirittura Elon Musk da 8.000 chilometri. È un biglietto da visita che tanti ci invidiano, eh? Quindi vediamo, posso avere in mano una mazza o un macete che sto tranquillo. Posso saccheggiare la città in mondovisione che sto tranquillo. Ma l'importante è che io non mi metta a fumare una sigaretta. Perché sennò allora sì che sono cazzi. Si ride e si scherza, ma in rete gira anche questo con Silvia Nervuti, certamente ne ha sparate di peggio, ma su Milano non possiamo che non essere d'accordo. 340-6709-659, naturalmente il vostro contatto quotidiano con Radio Libertà, anche per messaggi forti come questo. Mattarella non è più il nostro presidente della Repubblica Italiana, anche lui è un nemico in patria, come molti suoi colleghi magistrati targati PD, 5 Stelle, i Salis, i Fratoianni. Chiaramente con tutto il rispetto per chi non la pensa come questo ascoltatore. Cosa bolle in pentola, signori? Oh, ragazzi, bolle. Sti Topolino in dialetto. Mi stanno dicendo che Topolino in dialetto sta andando a ruba nelle edicole, ma ci sono sommosse popolari nella Bergamasca, in provincia di Vicenza e a Venezia, perché, stiamo scherzando naturalmente, oggi Topolino esce in napoletano, in milanese, in toscano e in catanese e ci sono manifestazioni in giro per l'Italia, perché giustamente, cioè, anch'io mi incazzerei, sono di Vicenza e non mi fate un Topolino in lingua vicentina, c'è qualcosa che non va e sto Topolino mi sa che lo facciamo fritto. Appuntamenti da non scordare targati in Lega, assolutamente sì, in è tutto un magna, comincio già a anticiparvi che è in arrivo la festa della Lega a Palazzago in provincia di Brescia, area feste, struttura fissa e riscaldata, 14, 15, 16 e poi ancora 21, 22, 23 febbraio, tutte le sere a partire dalle 19, bar, pizzeria e cucina tipica. Preparatevi perché lo sapete benissimo, le feste come le fanno nella Bergamasca, sono assolutamente i più bravi. Ma portiamoci avanti. A proposito di feste popolari, in tutto un magna bisogna che pensiamo anche alle cose buone da mangiare. Tu dici, ma non sei in dieta, Sammy Varin, dopo Natale? Sì! Però mi piace sognare, posso dire, mi piace sognare. E allora penso alla sagra del fungo e del tartufo, anche perché non devi andare chissà dove, ragazzi. Le Chia du Pas, assolutamente sì. Siamo nell'Interland di Milano, a
Codogno, in provincia di Lodi, Sud Milano. Tieniti libero per Re Fungo e Mister Tartufo. La festa più gustosa dell'anno sta per arrivare. Preparati a un'esperienza culinaria unica, dove i protagonisti assoluti saranno Re Fungo e Mister Tartufo. Oh cazzo. I due re del bosco vi guideranno in un viaggio di sapori tra piatti tipici, degustazioni e tanto divertimento. Cioè, capisci che da cattivi, uno che si vuole mettere in dieta dopo Natale, 31 gennaio, 1, 2, 7, 8, 9 febbraio. Dove? A Codogno, Lodi, Polo Fieristico, Via delle Medaglie d'Oro 1, ingresso libero. Evento dedicato ai sapori più pregiati, con funghi e tartufi Non riesco a proseguire, scusa. No, niente. Chiudiamo perché... Vabbè, ma che devo leggere sta cosa? Cioè, non ne pensavo. Io davvero volevo stare in dieta. Cioè, Codogno è qui a mezz'ora dalla nostra radio. Funghi e tartufi al centro di un'esperienza culinaria indimenticabile. Ci sono gli esempi. Tartar di manzo con tartufo, risotto al tartufo, orecchiette, salsiccia e funghi, porcini fritti. Guarda, questo è senza pietà, porcini fritti, vendita di tartufi freschi a peso, menù per i bambini, vini del territorio, snack e bibite. La cornice della sagra del fungo e del tartufo è la corte di Menelao, composta da cabaret, musica dal vivo, spettacoli di magia, trampolieri, fakiri, mangiafuoco, trucca bimbi e molte altre attrazioni per tutta la famiglia. Non aggiungo altro, ragazzi. 31 gennaio, 1, 2, 7, 8, 9 febbraio, la sagra di Re Fungo e Mister Tartufo. Roba del genere. Penso che sia veramente la prima volta che rimango a bocca aperta, ma ci portiamo avanti anche ricordandovi che passato Natale è tempo di carnevale, signori. Sì, è minimo ormai, non ancora l'Esselunga, ma penso che questo weekend appariranno già le mascherine di carnevale. A carnevale ogni pranzo vale, e voilà, qui siamo a Pontecorvo, provincia di Frosinone, 2 febbraio, dalle 11 del mattino fino a tarda sera. Non perdete il primo appuntamento della 73esima edizione del Carnevale di Pontecorvo, Frosinone, Lazio, uno dei carnevali storici d'Italia. Percorso enogastronomico con sapori unici e autentici, mega tavolata con convivialità e gusto, vino gratis, brindiamo insieme una giornata indimenticabile. E che cacchio, è un paradiso questo. 2 febbraio, ore 11 fino a tarda sera, a Carnevale ogni pranzo vale. Fateci un pensierino. Siamo a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Piatto ricco micificchio, chiudiamo alla grande, ragazzi, con la sagra del friarello, che uno ci pensa ancora, dice, ma che cavolo sono sti le cime di repa, sono le cime di rapa, i friarelli, detto un po' più alla lombarda. La terza sagra del friariello, loro lo dicono così, si svolge dal 31 gennaio al 2 febbraio a Volla, in provincia di Napoli, via San Giorgio, piazzale adiacente al campo sportivo. Musica e animazione tutte le sere, ma soprattutto 3 giorni imperdibili dedicati al gusto, alla tradizione e al divertimento. Preparati a vivere un evento unico che celebra il nostro amato friariello. Tra piatti tipici, musica dal vivo e tanto altro, con l'ingresso libero, stand gastronomici per tutte le età. Chiaramente, se siete in zona, Volla Napoli, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, la terza sagra del friariello. E qui ci fermiamo perché mi è venuta abbastanza fame, penso anche a voi. Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto, grazie a Francesco che sta già mangiando. Io torno domani, ora 7:30.